Oggi abbiamo dato un riconoscimento, ma soprattutto un grazie di cuore ad Andrea Terrabuio, giovane trentenne, arbitro che l'8 febbraio scorso, durante una partita di calcio, ha soccorso uno spettatore che si era sentito male, aveva avuto un infarto e con una capacità, essendo anche un operatore sanitario, di istinto e al tempo stesso di razionalità, ma soprattutto con grande professionalità, è riuscito in tempi rapidi a aiutare questa persona soccorrendola e salvandogli di fatto la vita. Quindi un giovane arbitro, un giovane operatore sanitario, un ragazzo dai grandi valori che con un piccolo gesto però ha dato davvero un significato importante al senso civico, alla professionalità del lavoro che svolge e anche alla sportività, perché ha fermato una partita e si è precipitato negli spalti a soccorrere questa persona. Ci sembrava giusto, ci sembrava doveroso che il gesto di Andrea non rimanesse invano, ma possa essere anche di monito e di ricordo, ma soprattutto di stimolo a tanti giovani e soprattutto a ognuno di noi per far risvegliare non solo il senso civico, ma anche per ricevere quell'appello che Andrea oggi ci lancia, cioè quello di avvicinarsi alla possibilità di come dire, formarsi con dei primi interventi di primo soccorso che ognuno di noi può fare benissimo e che può ognuno di noi essere anche decisivo nelle strade, nelle piazze, in qualsiasi contesto per aiutare le persone che magari possono in un solo attimo avere delle sofferenze, avere un problema e una difficoltà. Quindi grazie Andrea e oggi ovviamente siamo felici che qui a Palazzo Ferrofini si sia celebrato questo momento. È successo l'8 febbraio, la partita tra Atlas e San Pietrina di juniores provinciali. Sono contento che questo gesto abbia fatto clamore, perché sono contento nel senso che sia d'esempio per tutti i cittadini, e che se si dovesse verificare un episodio come quello che purtroppo si è verificato quando arbitravo quella partita di juniores a febbraio, di non girarsi dall'altra parte e di intervenire, assolutamente di intervenire, di partecipare, di fare dei corsi che vengono organizzati sul territorio, dai comuni, di partecipare ai corsi, appunto perché è importante saper intervenire, perché può fare la differenza tra la vita e la morte. E quindi è un messaggio che voglio mandare, è quello di partecipare, informarsi e iscriversi a questi corsi che vengono organizzati periodicamente. Tengo moltissimo a sottolineare l'importanza e l'essenzialità della formazione che riusciamo a garantire ad Andrea, che abbiamo garantito, e a tutti i dipendenti dell'azienda ospedaliera, con dei corsi come quello a cui ha partecipato Andrea di Basic Life Support and Defibrillation, che sono quei corsi che permettono di fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni ospedaliere, ma come abbiamo visto anche a vantaggio e a favore della comunità in situazioni extra-ospedaliere di vita quotidiana. Corsi ai quali teniamo molto che tutti partecipino, tant'è che sono corsi obbligatori, quindi anche noi come azienda ci investiamo moltissimo, al punto che sono corsi che vengono reiterati e ripetuti ogni 2 anni per mantenere proprio fresca la competenza. A chi sono aperti questi corsi? A tutti i dipendenti dell'azienda ospedaliera di Verona per quello che concerne noi, e sicuramente a più persone possibili, anche esterne, che vogliono partecipare, assolutamente favoritissimi.